Tutto pronto per la settima corsa dall'Arcoveggio, una prova per ottimi soggetti di 5 e 6 anni. Una corsa equilibratissima in cui il campione Ral Bandito Ben ed il tedesco Idefix sono i più attesi. Poi Camelot Call, gli altri tutti outsider o comunque almeno in doppia cifra a partire da Corinne ZS e Cornelio P. Autostart che si mette in movimento, 1 Cimbro Gas Marco Volpato, 2 Corinne ZS Daniele Cuglini, 3 Campione Ral Tommaso Gambino, 5 Bandito Ben Carmine Piscuoglio, 6 Idefix Rudolf Haller, in seconda fila 7 Coriolano Pel Giorgio Cassani, 8 Camelot Call Gennaro Pacileo, 9 Cornelia OP Luca Lovera, 10 Crusoe Dei Greppi Gianvito D'Ambroso. Autostart che prende velocità, problemi per Cimbro Gas, la macchina stacca con Bandito Ben veloce, l'errore di Campione Ral, a largo subito Idefix, poi Corinne numero ZS, 3 Campione Ral si adegua Idefix alle spalle di Bandito Ben dopo i primi 200 metri di corsa. Bandito Ben è il battistrada, c'è 14,6 per i primi 200. Idefix in seconda posizione, mentre prova a avanzare a largo Cornelia OP. Quindi Corinne ZS terza allo steccato, mentre va a fare la seconda pariglia al largo Crusoe Dei Greppi, 30 per i primi 400 metri di corsa, con in vantaggio Bandito Ben nei confronti di Cornelia OP di fuori, Idefix secondo allo steccato, quindi Crusoe Dei Greppi, mentre tende a muovere in terza ruota Camelot Call dalle retrovie. 45,4 per i primi 600 metri di Bandito Ben, che è pressato al largo da Cornelio P, la mossa decisa di Camelot Call in terza ruota quando manca un giro alla conclusione. 59,9 la metagara sollecita di Bandito Ben, che si mantiene in evidenza nei confronti di Cornelio P. Desiste Camelot Call, che non progrediva in terza ruota, sempre in seconda pariglia Crusoe Dei Greppi. Il primo chilometro di Bandito Ben se ne va in 1,14,7. Cornelio P sempre protesa al suo esterno, stappata ora per provare a ritornare sul leader. Idefix secondo allo steccato, poi Crusoe Dei Greppi, Camelot Call, allo steccato ancora Corinne ZS a 400 dalla conclusione. Bandito Ben è in controllo su quelli al largo, Idefix nella sua scia, 1,29,5 i 1200. Bandito in vantaggio, Crusoe Dei Greppi che viene in terza corsia e ora chiude di nuovo Idefix, che ha l'unica opzione open stretch. Ancora Corinne ZS è in vantaggio, Bandito Ben all'ingresso della retta arrivo, Idefix che si butta di dentro, al largo Crusoe Dei Greppi, lo scatto di Idefix che prova ad andare su Bandito Ben, che è ancora in vantaggio, Bandito che si difende, Idefix che prova ad arrivare fin sul palo. Nel finale è foto strettissima con Bandito Ben che forse si è salvato, c'è 30 ad arrivare, 1,14,3 il ragguaglio cronometrico. Bandito Ben in percorso di testa con Carmine Piscuoglio, sembrano essersi salvati dal finish ficcante, ma di soli 150 metri di Idefix, che è arrivato forte di dentro ma troppo tardi probabilmente. Arriva il palo a salvare Bandito Ben, secondo Idefix, terzo Crusoe Dei Greppi. Il successo per Gennaro Casolari al training, Francesco Greco alla proprietà di Bandito Ben.